quarto di gara, corner della sinistra per il Sant'Antonio, ancora Perez, palla insidiosa sul primo palo che sfila, da 3 passi la palla a rete, il vantaggio della Sant'Antonio con Deago, Deago la mette dentro, al Sant'Antonio 1, Palazzolo 0 al 23esimo, la rete della formazione dell'Aci Sant'Antonio con Deago, 21 Cabino, al Sant'Antonio 1, Palazzolo 0, calcio d'angolo da parte di Perez, traiettoria davvero interessante. Occhio all'azione offensiva del Palazzolo dentro, il suggerimento in area di rigore, in 2 tempi ancora la possibilità, la porta è vuota e c'è la rete, il pareggio del Palazzolo con Cori, il gol da parte del numero 9 Torres che pareggia le sorti del match al 35esimo della ripresa, 1-1 il pareggio del Palazzolo.